in queste condizioni, in queste elezioni politiche, sicuramente non può essere in nessun modo addebitato a noi un risultato che si profila purtroppo negativo. Giocare per perdere, meglio non giocare, è ferma la decisione di Ugo Bergamo, ex senatore, ex sindaco democristiano di Venezia, deus ex machina di quel laboratorio Venezia che ha portato l'UDC in giunta nella città lagunare e a Chioggia con il centro-sinistra, a far ribollire il partito in Laguna e l'imposizione dell'ennesimo paracadutato da Roma come capolista alla Camera per il collegio Veneto 2. Il paracadutato in questione è Gianluigi Galletti, economista vicino a Casini, difeso per ragioni di Stato anche dal presidente regionale Antonio De Poli. È la terza volta che il Veneto è trattato così. Catapultati da altri territori hanno proprio fatto la scelta di restare eletti in quello territorio, non garantendo poi una presenza continuativa e quindi privando il territorio di un contatto e un collegamento diretto con il proprio parlamentare per ben 2 volte. Una decisione che contrasta con la direzione regionale che aveva messo nero su bianco la richiesta di candidati del territorio che a Venezia, città destinata ancora una volta a non avere rappresentanti diretti, ha fatto esplodere il caso e ritirare tutte le possibili candidature, quella di Bergamo compresa. Io non ho mai dato una indisponibilità, anzi ho dato una disponibilità se posso essere utile in un momento così difficile, ma come direbbero i latini, hic marebim optime, quindi io il mio lavoro lo sto svolgendo con grande entusiasmo qui in comune. Bufera anche in Selle, dove sono a rischio le candidature alla Camera per Veneto 2 per presunti brogli nel seggio 2 di Chioggia. Pronti a volare a Roma l'ex segretario provinciale Valentina D'Ascanio e l'ex segretario organizzativo Giorgio Muccio per presentare ricorso e bloccare di fatto la presentazione della lista contro quella che viene definita una manovra per fare spazio ai soliti noti.